Buongiorno da Leandro Maggi, oggi siamo sul ponte che congiunge Corbola con Adria e vogliamo monitorare l'isola che c'è appunto sotto questo ponte. È un'isola di cui ne abbiamo già parlato, abbiamo già detto il problema che potrebbe essere idrogeologico, ma oggi vogliamo appunto monitorarla per quanto riguarda la secca nel Po. Non piove da più di 100 giorni, questo sta comportando veramente grossi problemi soprattutto all'agricoltura. Per capirne di più abbiamo al telefono Arnaldo Bovolenta di Produttori Sementi Polesani che ci parla appunto di questa siccità, che problemi sta comportando per il suo comparto. Buonasera Arnaldo, allora che dire, voi state combattendo con aumento del gasolio, aumento delle materie prime, aumento dell'urea e state combattendo anche con la siccità. Nella scala di valore che problema è questo? Tutto il bacino del Po manca l'acqua effettivamente, ragazzi. Nella pianura padana non ci sarà acqua, addirittura qui si vocicchia che dovrebbe arrivare a metà aprile, che quindi è un grosso disastro. Stanno soffrendo culture come grano, orzo, stanno effettivamente soffrendo e quindi è tutta questa qui, tanti la chiamano la tempesta perfetta. Lei mi chiede se è giustificato un prezzo di 100 e più euro, non 100, 100 e più euro dell'urea adesso, addirittura si vocifera di 120-130 euro quintale. Non è sostenibile, l'azienda agricola non può sopportare degli aumenti del genere, sia ben chiaro. Tanti dicono ma sono aumentate anche le derrate alimentari, che effettivamente sono aumentate, però in quanti hanno in mano ancora prodotti da vendere alle quotazioni attuali del mercato? Il 10-15% delle aziende agricole ancora ha in mano derrate alimentari da poter vendere e quindi poter utilizzare